Gentili telespettatori, ben ritrovati nel nostro angolo. In questa nuova puntata parleremo del futuro delle imprese, delle persone e della città. Ospiti con noi Otello Vendramin, benvenuto, Buonasera a tutti. Direttore generale Confcom Padova, ed Enrico Baggio, presidente Ascom Servizi SPA Padova. Buonasera a tutti. Benvenuti. Apriamo oggi questo appuntamento con una grande novità, il rebranding, cioè il cambio di denominazione che ha interessato Confcommercio. L'avete sentito pochi minuti fa, non più Ascom, io li ho presentati, non più Ascom ma Confcom. Direttore, facciamo un po' di chiarezza. Da cosa è nata questa esigenza? Beh, innanzitutto il nostro cuore resta comunque in Ascom perché ci ha accompagnato per questi 80 anni. C'era però l'esigenza a livello nazionale di un'individuazione unica della denominazione della nostra associazione. E anche c'era un'esigenza di cambiamento perché noi stiamo andando in una rappresentanza che non è più la rappresentanza delle sole imprese del commercio, ma si espande anche in tutti gli altri settori dei servizi di mercato, per cui rappresentiamo il commercio, il turismo, i servizi alla persona e alle aziende, i trasporti, la cultura e i professionisti, e stiamo ampliandoci anche allo sport, per cui c'era l'esigenza di andare verso un nome nuovo perché Confcom sta non tanto come commercio, il com di Conf, ma sta come community di imprese del terziario di mercato. In una parola rappresentate il terziario di mercato di gran parte dei comuni a nord di Padova, che assomma qualcosa come 18.406 imprese. È un dato interessante tenendo conto che di queste 3.574 sono a conduzione familiare, 1.215 aziende a capo giovani, under 35, questi si intendono i giovani, e 1282 imprese guidate da stranieri. Come si fa, direttore, a accontentare tutte queste esigenze di queste imprese? Beh, intanto è una grande responsabilità perché i numeri sono assolutamente importanti e danno il sentore della vivacità della nostra area, dell'Alta Padovana. Rappresentarle tutte, cerchiamo di star dietro a tutte quelle che sono le esigenze, dando da una parte la rappresentanza, ma dall'altra anche attraverso la nostra società di servizi dei servizi moderni, oltre ai nostri servizi tradizionali, le paghe e la contabilità. Siamo molto presenti nella formazione, nella finanza agevolata, nella sicurezza sul lavoro, nell'igiene degli alimenti e delle bevande, insomma in tutto quello che può dare un supporto alle nostre imprese, questo è fondamentale. Supporto anche operativo? Assolutamente sì, con i nostri servizi riusciamo a dare un supporto, ma a dare anche dei vantaggi ai nostri associati, perché abbiamo molte convenzioni sia a livello nazionale sia a livello locale che danno la possibilità di risparmiare le nostre imprese. Io lo dico sempre quando vado in giro per i miei mandamenti, l'essere associati ad Ascom non è un costo ma è un investimento e la quota si può riprendere tranquillamente anche 2 o 3 volte utilizzando le nostre convenzioni. Da 80 anni voi siete sul mercato e siete aggiornati, ma io volevo chiedere a lei, Presidente, sì, 80 anni sul mercato, com'è cambiato il commercio, come sono cambiate le regole, ma io volevo chiedere a lei com'è cambiato il commercio soprattutto negli ultimi 20 anni. Assolutamente è cambiato in modo radicale. E con l'introduzione dell'e-commerce lo sappiamo benissimo perché è inutile nasconderci,
e c'è stata un'apertura in modo esponenziale a un modo di acquistare diverso. Inizialmente è stata vista anche come una concorrenza in casa, di fatto non è proprio così, perché abbiamo avuto un cambio di pelle dei nostri commercianti, specialmente in quei giovani, e soprattutto, come diceva lei, la fortuna di avere le donne che hanno la sensibilità di cambiare subito prima e capire come andava il mercato, di non più avere questi competitor contro, ma bensì di utilizzarli. Quindi abbiamo anche l'associazione nostra, come dicevate prima, la parte operativa è proprio la parte di servizi. Ci siamo adattati noi a queste nuove esigenze per dare a tutti i nostri associati e anche non associati, perché io dico sempre, non è che uno, anche se non è associato, diamo consigli anche prima. La interrompo. Associati ma anche non associati. Assolutamente sì. Quindi una persona può anche, un imprenditore può anche dire, beh, voglio provare Ascom. Ma è la cosa che uno deve fare, perché la prima cosa che il consiglio che do, specialmente alla parte dei giovani, hanno magari un'idea, hanno l'entusiasmo, ma devono capire come muoversi. Noi diamo questa opportunità, dopo lo sappiamo benissimo che se ti trovi bene l'associazione, fai parte dell'associazione anche te, quindi io dico il contributo che puoi dare. Ritornando al discorso di prima, dicevo, noi come associazione, in questo caso Asco Servizi, ci siamo adattati con tutta una serie di servizi che sono attuali. Certo. La desertificazione commerciale, parliamo di questo, sta avendo una serie di ripercussioni soprattutto nei centri più piccoli. Ascom cosa chiede ai comuni? Beh, questo è un problema che lo sappiamo a livello nazionale. Noi pensiamo mondiale, ma cerchiamo di agire locale. Abbiamo chiesto specialmente ai sindaci che abbiamo noi in contatto di darci una mano, perché soprattutto è la loro comunità che ha bisogno di servizi. Abbiamo la fortuna di avere dei piccoli paesi nel nostro vicinato che sono turistici. Posso dire che qualche volta sento proprio la lamentela del turista che arriva e magari non mi trova i servizi che cerca. Questo è un problema che noi dobbiamo, soprattutto sapete che abbiamo un problema di trovare un punto di incontro su quello che riguarda gli affitti, prima di tutto, perché la spesa è cambiato il mondo, è cambiato il modo di vendere, ma dobbiamo adeguarci a dei parametri diversi. Quindi andiamo per gradi. Partiamo innanzitutto dagli eventi, come fare per poter monetizzare anche il centro storico. Ormai noi siamo un po' come si dice... Sono essenziali al giorno d'oggi gli eventi, sì, perché portano... anni che li portiamo avanti, ma questa è dare la possibilità a un comune di fare questi eventi, di dare una mano per far vedere il proprio patrimonio di negozi del vicinato che hanno. Quindi eventi a favore non solo della comunità, ma anche e soprattutto a favore delle attività commerciali. Gli affitti sono troppo esosi, devono essere rivisitati, diciamo così? Io dico una cosa, se voi guardate, perché siamo tutti gente che poi diventiamo anche noi utenti, un negozio chiuso, un ambiente chiuso non viene sfruttato a livello commerciale, ma nemmeno il proprietario porta a casa quello che potrebbe essere la remunerazione giusta per questo locale. Chiedere un affitto troppo esoso non trovi la persona che vuole, o perlomeno trovi le persone che si mettono in gioco, magari ti creano di problemi anche a pagarti l'affitto dopo. In 40 anni in Italia si sono persi 9 milioni di giovani. Questo è un altro piccolo problema. Il mancato passaggio generazionale di negozi può essere anche questo. Cioè il figlio non vuole più fare il lavoro del padre, del nonno, ma perché questo? Un cambio epocale, perché alcuni lavori... Però bisogna sfruttare un po' quello che sta succedendo, perché alcuni lavori che una volta, chiamiamoli un po' manuali, erano un po' snobbati. C'è un ritorno comunque. Assolutamente sì. Non avremo più il cambio generazionale fra padre e figlio, ma bensì, e questo lo sto vedendo in tantissime vendite nel settore Horeca, quindi ristorazione e bar, che dicono: voglio dare una mano ai dipendenti a prendere il punto vendita, e in questo caso noi possiamo anche finanziare questa operazione.
Qui si apre naturalmente un mondo e sarebbe bello portarlo nelle case dei nostri telespettatori, a tutti quei giovani imprenditori che veramente vogliono partire concretamente e fare qualcosa. Ma questo è un altro discorso. Torno da lei, direttore. Parliamo di intelligenza artificiale, importantissima al giorno d'oggi. Cosa fate voi per questa? Beh, innanzitutto diamo formazione ai nostri imprenditori e ai nostri soci rispetto all'intelligenza artificiale, come applicarla nei negozi. Idoneo e anche conveniente. Ma sì, assolutamente sì, perché l'intelligenza artificiale non andrà a sostituire l'uomo, ma andrà a facilitare certe cose che le persone, certe cose rutinarie, anche tutto il discorso gestione dei magazzini, gestione di certe passaggi relativi all'operatività dell'azienda che sono rutinari, potranno essere fatti tramite l'intelligenza artificiale. Sarà un cambio epocale, bisogna essere pronti. Bisogna essere pronti, noi siamo pronti. A livello nazionale abbiamo fatto proprio, l'abbiamo chiuso ormai da pochi giorni, un progetto tramite il nostro centro digitale che si chiama EDI, che ha coinvolto tutta Italia e che ha dato l'opportunità agli imprenditori che ci chiamavano di fare un check-up sul discorso della digitalizzazione in impresa. Questo ha avuto un ampio riscontro, il progetto ministeriale sta andando bene, anche su Padova abbiamo supportato diverse attività. Poi naturalmente il nostro ente di formazione tramite Ascom Servizi è sempre pronto a dare un supporto rispetto a queste tematiche. Cambio ancora argomento perché veramente voi siete preparati e all'avanguardia su tutto. Ogni giorno in Europa arrivano 12 milioni, pensate, di pacchi dalla Cina. Merce però molto spesso, Presidente, lei lo sa, contraffatta. Talvolta anche pericolosa. Un tema nuovo questo, direttore, che voi affronterete prossimamente in collaborazione con la Guardia di Finanza. Possiamo avere qualche anticipazione su questa grande novità? Sicuramente. Noi il 25 di maggio al Centro Culturale San Gaetano di Padova facciamo un convegno sulla contraffazione, sulla lotta alla contraffazione e all'abusivismo, dove sarà coordinato dal direttore del Sole 24 Ore e ci saranno rappresentanti del Ministero, della Guardia di Finanza, naturalmente della Regione, addirittura di Europol, e ci sarà anche il rappresentante, il responsabile della contraffazione di ST Macroelectronics, che è un'azienda quotata in borsa, per cui a livelli molto alti. Ma noi siamo attenti a questo tema da anni. Sono anni che lanciamo un messaggio di controllo e anche di chiusura del centro ingrosso Cina che c'è a Padova, perché là dentro c'è un po' di tutto. La Guardia di Finanza sta facendo un grande lavoro di sequestro, di controllo, però il problema resta non solo là, ma resta anche, come diceva lei, nei pacchi che arrivano da fuori, soprattutto quelli di basso valore, per cui stiamo cercando anche da questo punto di vista di dare una mano ai nostri imprenditori che lavorano in maniera regolare, perché poi quando ci sono queste situazioni qua si crea una concorrenza sleale, per cui gli imprenditori che lavorano regolarmente sono penalizzati. Certo, Confcommercio Padova e Ascom Servizi sono due facce, Presidente, della stessa medaglia. Una rappresenta la parte sindacale e le prese di posizione politiche, l'altra i servizi, i bandi, le certificazioni, ma abbiamo detto un'unica medaglia sempre a favore di imprese e commercianti. Sempre
tutto a favore delle imprese che noi vogliamo portare nelle case dei nostri telespettatori puntata dopo puntata. Quanto è importante, vorrei chiudere con questo, la collaborazione con le amministrazioni comunali, importante o addirittura decisiva? Ad esempio. Non è importante, è decisiva, anche perché c'è la richiesta da parte delle amministrazioni la collaborazione. Si avvalgono di noi anche per, come dicevo prima, per il territorio, ma soprattutto per avere anche da parte delle amministrazioni l'idea come poter portare avanti questi nuovi eventi che si fanno. Dicevo prima un evento che viene fatto qua a Cittadella il 4, 5 e 6 di giugno, che si chiamerà Cicchetti, un po' così Cicchetti alla Veneta, che praticamente sono nostri, che è stato frutto da un progetto fatto da noi, portato a casa ringraziando la Regione Veneto, e a cascata in questo caso è andato bene il comune di Cittadella. Non per questo lo faremo su tutti gli altri comuni, è una cosa che cerchiamo di fare. Non è semplice, come dicevo prima, portare a casa un progetto, bisogna vincerli prima, no? Quindi noi abbiamo la struttura, abbiamo le persone che sono in grado di fare. Anticipo che in seguito avremo anche un'altra novità per dare una mano sempre di più anche alle imprese esistenti, ma quelle nuove che arriveranno. Quindi provare per credere, io credo che sia proprio lo slogan giusto, provare per credere, i vantaggi di essere associati ma anche no. In fin dei conti il futuro è una storia che va raccontata, il futuro delle imprese, il futuro delle persone, noi siamo qui per questo. Confcom ha le competenze, noi abbiamo la rete e io spero di avervi presto qui nostri ospiti per portare tante nuove idee, consigli, suggerimenti e aiuti alle tante imprese che ci seguono e ci seguiranno da casa. Presidente, grazie. Direttore, grazie di essere stati con noi. Io naturalmente vi invito ancora qui e vi saluto. Saluto anche voi gentili telespettatori, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata qui, sempre nel nostro angolo. Buona serata.